Euroregione.news. Torna completa del suo variegato programma la Fiera regionale dei vini di Butrio, organizzata dal comune di Butrio e dalla Proloco Buri, con il sostegno della regione e della Fondazione Friuli, che per l'89esima volta dà appuntamento nella magnifica villa di Toppo Florio a Butrio e nel suo parco storico. La fiera, tra le più antiche rassegne enoiche d'Italia, è dedicata ai vini autoctoni e saranno oltre 170 i vini di 113 cantine proposti all'enoteca e nelle degustazioni guidate della guida Vini Buoni d'Italia, da abbinare alla gastronomia proposta al chiosco Le Fucine nel Track des Spar. Il calendario della fiera, che si articolerà tra il 10 e il 12 giugno, è stato descritto nel Palazzo della Regione a Udine. Quest'anno la fiera si inserisce nel programma di Duino Aurusina de Vin Nebresina, che ha il titolo di Città Italiana del Vino per il 2022. La collaborazione della Fiera di Butrio con la guida Vini Buoni d'Italia del Touring Club si rinnova con 2 laboratori, uno dedicato ai vini del Carso e il secondo centrato sulle bollicine d'Italia, un grande classico, alla scoperta delle bollicine italiane da vitigno autoctono. Nel Track des Spar saranno all'opera 2 chef, Igor Peresson e Mattias Scinigoi, ha precisato Tiziana Pituelli, responsabile marketing regionale del gruppo Aspiag. 2 chef che sono espressione di una cultura transfrontaliera e che testimoniano il progetto des Spar, sapori del nostro territorio. Per il sindaco di Butrio, Eliano Bassi, la Fiera dei Vini non è una semplice festa, perché è intimamente legata a storie e tradizioni di un territorio che solo in apparenza vive la contrapposizione tra agricoltura e grande industria, perché in comune c'è la qualità, l'innovazione, la sostenibilità. Un ulteriore settore è quello del turismo lento e meditativo, che non ha ancora espresso in modo compiuto tutte le sue potenzialità. Beh, insomma, questa è una fiera che ha quasi 90 anni di vita, che è stata interrotta 2 volte, una volta per la guerra, una volta per il Covid. Quindi è una fiera assolutamente storica che ha piedi di ferro, piedi ben piantati per terra, piedi che hanno anche un'intera comunità che la sostiene, che ci crede e che la vede come l'evento fondamentale dell'anno per quanto riguarda l'enologia in particolare. Però Butrio non è solo vino, cioè io dico sempre, Butrio ha 2 caratteristiche, cioè una grande azienda meccanica e la produzione dei vini. Sono 2 cose che sembrano antagoniste, invece sono 2 cose che puntano sempre alla massima qualità, che puntano sempre alla ricerca, che cercano di migliorare la situazione ambientale in 2 mondi diversi. Quindi è un ambiente estremamente stimolante ed è un ambiente che a mio parere ha un grandissimo futuro. Le potenzialità non di Butrio, di un'area sono ancora inespresse, cioè, c'è già una forte attrattività, ma secondo me è ancora inespresso la totale potenzialità di quest'area e noi cerchiamo di presentarla nel modo migliore, perché siamo sicuri che ci sarà un futuro. Piedi di ferro e non di argilla, questa fiera ce li ha grazie alla sua storicità e alle scelte di contenuto che l'hanno sempre caratterizzata, ed è anche per questo, ricorda il presidente della Proloco Buri Emilio Bardus, che l'edizione di quest'anno riprende il filo interrotto di quello che la Fiera dei Vini è stata nel 2019, quando ottenne il prestigioso riconoscimento di sagra di qualità da parte dell'UNPLI nazionale. E come il sindaco ha detto, ha i piedi di ferro, quindi non d'argilla. Ma a parte che anche le colline hanno il terreno caratteristico, insomma, che è molto adatto per certi tipi di vini, proprio soprattutto i rossi, non solo, ma e poi anche perché diciamo il ferro è una delle caratteristiche di una delle aziende più importanti a livello anche nazionale nel campo del ferro, del minatoio, eccetera, e quindi della Danieli in sostanza, ecco, quindi con cui abbiamo anche una certa collaborazione proprio attraverso le Fucine, no? Le Fucine con cui collaboriamo da 2 anni, insomma, a questo punto, per così allietarci con i cibi che ci propongono, insomma, che questo è un modo di collaborare, in definitiva, ecco, in sostanza, ecco. Ma se questo evento ha i piedi di ferro, che noi vogliamo, diciamo, interpretare come resistenza e continuità, no? E ci sono dei motivi. Certamente la tradizione
sta parlando un pochino che si colloca ovviamente nella nostra storia, e quindi ci saranno la possibilità anche lì in fiera di poter vedere quali sono un pochino le origini negli anni 30 e così via, da qual è nata, no? la nostra realtà di fiera sostanzialmente regionale. E quindi questo è un aspetto che fa parte anche della cultura delle persone, e quindi questo è importante per noi mantenerla e soprattutto, diciamo così, diffonderla anche nei giovani, e questo è importante. Però diciamo ci sono anche gli aspetti della qualità, gli aspetti del saper organizzare e proporre prodotti di un certo livello. Ecco, diciamo, anche questa è una caratteristica non da poco. Certamente, difatti non è soltanto nel mondo enoico che noi cerchiamo di promuovere attraverso questa fiera, ma anche tutte le eccellenze del territorio. L'assessore regionale Sergio Emidio Bini ha rimarcato che il vino del Friuli Venezia Giulia è un'eccellenza produttiva che ben si inserisce in un contesto di turismo lento che consente la scoperta del territorio. Bini si è associato ad altri interventi per ricordare l'apporto fondamentale dei volontari nella gestione di eventi di questa portata, vero e proprio volano per il turismo e la crescita economica di questi territori. La Fiera dei Vini di Butrio, come ogni occasione aggregativa che voglia mantenersi attrattiva non solamente sotto il profilo della specializzazione, propone diversi spunti. Ci sarà un focus sul biologico che fa comunità, proposto dall'Associazione Italiana Agricoltura Biologica. Sempre AIBA proporrà anche 2 laboratori dedicati ai bambini. Altre opportunità sono il raduno di autostoriche, una cicloturistica e proiezioni cinematografiche a cura di Cinema Ambulante. A completare la 2 giorni la mostra sugli artisti e gli artigiani di Butrio, la proiezione del video Il 700 a Butrio, 3 concerti gratuiti, la mostra Bonsai tra i filari e le presentazioni letterarie La Panarie racconta e del libro Italo Cosmo, omaggio ad un protagonista dell'ampelografia del XX secolo. Immersa in una cornice esclusiva anche dal punto di vista paesaggistico e storico, la Fiera dei Vini di Butrio può anche essere occasione per partecipare alle visite guidate al Museo della Civiltà del Vino, al Lapidarium e al Parco Archeobotanico. Euroregione.news